Una collaborazione importante questa del FAI, oggi che ricordiamo è in concessione la Colimpetra, ci sono state anche parole importanti per diciamo, questo rapporto bello che esiste fra il parco e il FAI. Sì, è un rapporto consolidato, un rapporto quasi ventennale, già consolidato, una bella collaborazione. Oggi il professore Carandini è venuto a fare visita al Parco della Valle dei Templi e anche al Giardino della Colimbetra. Abbiamo guardato insieme il percorso del giardino, abbiamo trovato degli elementi interessanti sui quali occorre studiare e il FAI ci propone una collaborazione. Loro ci propongono di fare un progetto insieme per poter studiare una carta tematica, una carta archeologica dei suoli, dove poi poter cominciare a ragionare dal punto di vista archeologico e capire cosa c'era effettivamente in questi luoghi. L'aspetto idraulico è un aspetto che ancora alla Valle dei Templi e ad Agrigento Akragas non è stato ben sviluppato e questo è un nostro obiettivo tra gli altri obiettivi che ci siamo posti. È stato un bel pomeriggio di scambio di esperienze da un lato e di idee complessivamente relativamente a tanti aspetti che coinvolgono sia il parco che il FAI. Nello specifico si è parlato pure della possibilità di approfondire lo studio dell'area della Colimbetra connettendolo alle ricerche che il parco complessivamente sta facendo sull'area. L'idea guida del professor Carandini è quella del contesto, cioè che non si può indagare su un singolo aspetto di un singolo luogo, ma va visto tutto in una chiave più ampia di connessione culturale, di connessione da un punto di vista archeologico, ma io direi anche che del contesto fa parte anche la comunità che in quel contesto vive. L'esperienza del FAI fa sì che questa idea di contesto sia allargata all'intera comunità nazionale e per sua stessa missione il Parco della Valle dei Templi in questo momento è all'attenzione della comunità nazionale per quello che sta facendo, per le potenzialità e per i progetti che riesce a sviluppare e coinvolgendo in maniera attiva sia le istituzioni culturali nel loro complesso ma anche quelle associative. E il rapporto col FAI è sempre più solido, siamo come dire, in perfetta sintonia. L'idea di approfondire questa ricerca naturalmente è stata da noi condivisa e adesso materialmente cominceremo a operare.